Questa mostra, organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura e messa a disposizione del Comune di Rimini, arricchisce la corposa rassegna cinematografica dedicata al grande maestro, che viene presentata dalla Cineteca Jugoslava, come ha ricordato il direttore, per tutta la settimana, anzi fino a lunedì prossimo, e che ci accompagnerà quindi nei prossimi giorni. Ringrazio ancora la Cineteca Jugoslava per la sua collaborazione, per il lavoro eccellente che continuiamo a fare, per questa bella rassegna così completa, e auguro a tutti voi buona visione e dei film di Fellini e di questa bella cosa. Grazie a tutti.